Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Siamo preoccupati per la vita di Filippo, la mamma del giovane siciliano rinchiuso da 10 mesi in un carcere in Romania chiede aiuto. Mio figlio è molto provato psicologicamente, dice al nostro TG. Sgominato il mandamento mafioso di Trabia, 19 arresti, ricostruiti gli assetti e i vertici del clan ramificato in tutto il comprensorio palermitano. La mafia dello Sperone di Palermo controllava a tappeto il quartiere grazie a un boss emergente già sotto indagine ucciso dal clan rivale. Emergono nuovi particolari nell'inchiesta. A TG Sicilia parla l'unico imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare il pizzo imposto dalla cosca. Catania, un pedone di 93 anni travolto e ucciso mentre attraversava la strada. Adesso è caccia all'automobilista che lo ha investito. L'Ismet di Palermo celebra il traguardo dei 3.000 trapianti in 25 anni, un successo per l'ospedale che è riuscito a invertire il trend dei viaggi della speranza. Dal successo di Mare Fuori al palco di Sanremo, Clara incontra i fan a Catania per il firmacopie di Primo, il suo album di esordio. Calcio, il Catania delude ancora contro la penultima in classifica, solo un pareggio nei minuti finali ha evitato alla squadra di Lucarelli l'ennesima figuraccia al Massimino. Vola il Messina che si avvicina invece alla zona play-off. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con il caso di Filippo Mosca, il nisseno di 29 anni detenuto nel carcere rumeno di Porta Alba a Costanza in Romania, appunto dopo la condanna in primo grado a 8 anni e 6 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Giovedì 7 marzo inizierà l'appello. Noi abbiamo sentito la mamma del ragazzo che ai nostri microfoni si dice preoccupata e racconta che il figlio Filippo è molto provato psicologicamente. Il servizio di Manuela Corsi. Mi manchi, Giaguaretto, di quella mancanza che ti manca la terra sotto i piedi. Mi manchi tu e mi manca la me stessa di 10 mesi fa, quando tutto è cambiato e le nostre vite sono andate in frantumi. È l'inizio dell'ultimo post che Ornella dedica al figlio Filippo. Nel video si vede lei da giovane che tiene in braccio il suo bambino in un giorno di festa. Era il 1997. Sono passati anni da quei momenti spensierati. Oggi Filippo è detenuto in un carcere romeno dopo la condanna a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di stupefacenti. Giovedì inizierà l'appello. Ornella, da Londra, dove vive, volerà in Romania, ma le speranze che i giudici possano ribaltare la sentenza, ci dice, sono poche. Stiamo vivendo con grande ansia, con grande paura che la sentenza che è stata emessa in primo grado venga confermata anche in appello. Filippo è molto spaventato, psicologicamente davvero provato. Ornella ci racconta anche come sta il figlio. Dopo le denunce sulle condizioni disumane di detenzione e l'intervento dell'ambasciata, Filippo è stato trasferito in un'altra cella e gli è stato offerto un supporto psicologico, ma non nella sua lingua. È stato spostato in una cella più piccolina, quindi chiaramente è incolume rispetto ad aggressioni anche pesanti che aveva subito all'interno del carcere in una cella con altre 23 persone. Le condizioni di detenzione non sono fra le migliori, chiaramente c'è un problema strutturale lì di igienico-sanitario ma anche di organizzazione del penitenziario stesso. Stanno 24 ore su 24 a fissare il soffitto. Il dramma del giovane nisseno e della sua famiglia inizia a maggio del 2023, quando con la sua ragazza e un'altra coppia di amici decidono di partire dalla Sicilia per andare in Romania al famoso Sunway Festival. L'ultimo giorno, prima del rientro in Italia, una loro conoscente gli chiede il favore di farsi recapitare nel loro albergo un pacco che era in ritardo e che contiene cosmetici. Dentro al pacco, invece, la polizia troverà 150 grammi di marijuana, chetamina ed ecstasy. Filippo si è sempre dichiarato innocente ed è per questo che chiaramente la sua sofferenza è proprio una sofferenza dell'anima. Adesso cambiamo argomento, è stato azzerato il mandamento mafioso di Trabia. 19 i provvedimenti per i componenti del clan che stavano incrementando il loro potere sul territorio delle Madonie tra estorsioni e lesioni personali. Servizio di Roberta Lunghi.
Nella mafia che si riorganizza e definisce capi e reggenti c'era anche quella del mandamento di Trabia, che nella notte ha subito un duro colpo fino all'azzeramento dei nuovi componenti che stavano prendendo sempre maggiore potere sul territorio. I carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Termini Imerese di Palermo hanno infatti eseguito 19 misure cautelari firmate dai magistrati della DDA di Palermo guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. In carcere sono finiti capi e affiliati delle famiglie di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, Vicari e Cerda a seguito di indagini partite nel 2015. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali, minacce, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Gli approfondimenti investigativi hanno messo in luce il nuovo organigramma del mandamento mafioso di Trabia, ma anche delle famiglie ad esso collegate, dopo l'incisiva azione di contrasto di un'operazione antimafia del 2016 che aveva documentato legami e connivenze con i mandamenti mafiosi limitrofi. Estorsioni, gioco d'azzardo, controllo del territorio e la droga. La mafia dello Sperone a Palermo aveva il controllo totale del quartiere grazie a un boss emergente che non aveva neanche 40 anni e che si sporcava le mani in prima persona. E proprio per questa sua caratteristica ha perso la vita, è stato ucciso mentre era sotto indagine e addirittura durante le intercettazioni. Emergono nuovi particolari da questa inchiesta che ci racconta Manlio Viola. Due gruppi criminali, prima soci, poi contrapposti per il controllo delle scommesse, è divenuto business della mafia locale. L'inchiesta che ha portato ieri agli arresti nel quartiere Sperone di Palermo si intreccia con quella dell'omicidio della scorsa settimana e costringe gli inquirenti ad accelerare provvedimenti ancora non del tutto pronti per evitare ritorsioni e una vera e propria guerra di mafia. Il delitto del 26 febbraio allo Sperone sarebbe infatti scaturito da un presunto debito maturato nell'ambito delle scommesse clandestine raccolte in un magazzino di via 27 maggio. Nell'inchiesta che ha portato ai 9 arresti della squadra mobile emerge il coinvolgimento di Giuseppe Arduino e Vincenzo Vella nella gestione delle scommesse insieme anche a Giancarlo Romano, il presunto giovanissimo capo mafia ucciso lunedì scorso durante una sparatoria. Secondo le indagini condotte dalla polizia, gli indagati hanno cercato di imporre sul territorio i loro circuiti di gioco d'azzardo online, tanto che Vella, Arduino e Romano convocavano chi raccoglieva le scommesse imponendo i propri pannelli a discapito di quelli della famiglia Mira. Ed è proprio con i Mira che lo scorso lunedì è nato lo scontro che ha provocato prima l'aggressione, poi il conflitto al fuoco nel quale Giancarlo Romano è stato ucciso e Alessio Salvo Caruso gravemente ferito proprio da Camillo Mira, come lui stesso ha raccontato ai giudici. Secondo le indagini della squadra mobile, Giancarlo Romano aveva trattato con Giuseppe Arduino e Vincenzo Vella, anche loro finiti in carcere nel corso di questa operazione, attività estorsive oltre che le scommesse, la gestione della piazza dello spaccio, ma anche l'acquisto di armi e munizioni. Ma Romano, a discapito della sua giovane età, era divenuto reggente della cosca, un reggente che però si sporcava le mani in prima persona, visto che andava lui stesso a discutere con i concorrenti, un passaggio che gli è costato la vita proprio mentre i due gruppi erano sotto intercettazione. E proprio in questa operazione tra lo Sperone e Brancaccio solo un imprenditore ha denunciato il pizzo. Ed è la terza volta che accade. Lo abbiamo intervistato in questo servizio con Marco Gulla. Ci accoglie nel suo studio che si affaccia su una delle parti più belle della città. Lui è Giuseppe Piraino, imprenditore edile, l'unico ad aver denunciato il pizzo nell'operazione che ha portato in manette 9 persone tra lo Sperone e Brancaccio, dopo l'omicidio di Giancarlo Romano. Piraino per la terza volta ha denunciato chi gli ha chiesto di pagare una tassa alla mafia, dopo che la sua ditta era impegnata in un lavoro di ristrutturazione in via Messina Marine. L'unica cosa molto importante che fa clamore e mi fa veramente piacere, ne vado orgoglioso, è che i miei stessi operai hanno fotografato questi farabutti che sono venuti a chiedermi il pizzo, oltre che io naturalmente ho sempre le videosorveglianze, i miei sistemi di controllo, ma questa volta ho avuto molto supporto proprio dai miei ex collaboratori. Dì al tuo titolare di mettersi a posto, così è scattata la denuncia. Come al solito vengono, chiedono di parlare col titolare, dite al titolare che si deve mettere a posto, vedete che finisce male, le solite parole da copione.
Quello che fa male è vedere una società come Palermo, una comunità che purtroppo non prende ancora l'iniziativa della denuncia, non è un fatto dato per scontato, anzi bisogna lavorare molto. Oltre 14 episodi di estorsione senza nessuna denuncia. Nell'operazione di ieri, numeri inquietanti. Questa è la cosa appunto che rientra nel sistema più che altro mentale delle persone, è questo che ci distrugge. È intrinseco in alcuni di noi purtroppo, non in me di sicuro, che questo atteggiamento, questo tipo di realtà sia conclamata e si debba pure appoggiare. Un messaggio per tutti i commercianti taglieggiati che non denunciano. Io do un messaggio a loro, io sono un padre di famiglia, 4 figlie femmine. Lo so che fa paura, lo so che non ci si dorme la notte, ma è un fatto di dignità personale. Ognuno di noi è libero, deve essere libero di poter pagare quello che vuole comprare, non per estorsione. Quindi ribellatevi e denunciate questi farabutti. Noi ci associamo ovviamente all'appello di questo imprenditore e ci auguriamo che non sia più il solo. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un uomo di origini nissene che trasportava in macchina 4 kg di cocaina che al dettaglio sul mercato avrebbero fruttato ricavi per circa 700.000 euro. Il controllo è scattato a San Gregorio di Catania, l'andatura anomala dell'auto alla vista dei finanzieri e la reazione nervosa del guidatore nel rispondere hanno convinto i militari a effettuare una perquisizione più accurata del mezzo attraverso il pastore tedesco Escort. È stato così scoperto un ingegnoso sistema di apertura della targa che dava accesso a un'intercapedine ricavata nel paraurti. Al suo interno c'erano 3 panetti di cocaina del peso complessivo di 4 kg circa e la droga era verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio della provincia. Restiamo a Catania perché caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso un uomo di 93 anni originario di Adrano. La svolta potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere piazzate sul Corso Italia. L'attenzione degli investigatori adesso si concentra su un'auto bianca di grossa cilindrata. Tonino De Mana. Una rosa in ricordo di Agatino Botta e leggiamo testualmente: qui è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Ci troviamo in pieno centro, Corso Italia a Catania, e sopra la nostra testa una telecamera. Un'auto di grossa cilindrata di colore bianco, Audi o Mercedes, ed un uomo di mezza età. Sono questi gli unici indizi per cercare di risalire al pirata della strada che ha investito Agatino Botta, morto a 93 anni, in seguito alle ferite riportate nell'incidente. La telecamera che vedete in queste immagini potrebbe aver filmato tutto, tanto che gli investigatori stanno visionando frame su frame per risalire all'identità dell'investitore. Se qualcuno ha visto qualcosa, avverta la polizia. È l'appello lanciato dai familiari che poi si sono chiusi nel silenzio e nel dolore. Comprensibile, per una morte assurda, per un episodio avvenuto in pieno giorno ed in pieno centro. Possibile che nessuno abbia visto nulla? E ci sarebbe anche un particolare inquietante: l'automobilista sarebbe sceso dalla macchina dicendo ai presenti che l'anziano era caduto da solo prima di allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce. E l'appello sarebbe proprio rivolto a quei passanti che avrebbero sentito il pirata della strada. Sul luogo dell'incidente in tanti si fermano, osservano ed ammettono. Evidentemente c'è molta disattenzione e poco controllo. Molta improvvisazione, ecco, ma non ci sono vigili urbani. Tra l'altro lei noterà che anche su questi marciapiedi posteggiano in maniera selvaggia, i pedoni non possono attraversare perché ci sono le auto posteggiate sulle strisce pedonali. Che lo trovano e paga, perché una che deve soccorrere, io qua ho 70 punti, nessuno mi ha aiutato ad alzarmi. Sulla vicenda indaga la polizia, ma tutti possono contribuire alle indagini, senso civico permettendo. Una discoteca abusiva è stata scoperta a Catania dalla polizia all'ultimo piano di un albergo del lungomare che era stato adibito a ristorante per gli ospiti della struttura. Il titolare dell'hotel, un 34enne, è stato denunciato e gli agenti hanno interrotto una serata danzante non autorizzata con tanto di DJ, con oltre 150 persone sorprese a ballare, e per accedere alla discoteca bisognava pagare 12 euro più 2 euro per chi voleva per il guardaroba.
Adesso ci spostiamo all'Ismet di Palermo, che festeggia i 3.000 trapianti in 25 anni, una prospettiva di ricerca nuova, di terapie innovative per il futuro, nel centro di eccellenza italo-americano che è riuscito a invertire il trend dei viaggi della speranza. Il servizio. Una bambina palermitana di 8 anni affetta da una malattia rara che può causare insufficienza epatica è la paziente destinataria del trapianto numero 3000 all'Ismet di Palermo. L'intervento è stato seguito con successo utilizzando la tecnica dello split liver, che prevede la suddivisione del fegato di un donatore in 2, permettendo di salvare 2 pazienti con un solo organo. Tutto ha avuto inizio nel luglio del 1999, anno del primo trapianto dell'Ismet, l'Istituto Mediterraneo delle Trapianti e delle Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo. Da allora sono stati eseguiti 2.400 trapianti da donatore morto, 600 da donatore vivente. Di questi i trapianti pediatrici sono stati 342. Collaborazione forte fra quello che è la struttura pubblica nasce con questa precisa volontà, quindi è il frutto di una forte collaborazione, di una magnifica intesa ed è quello che dobbiamo portare avanti. Ma gli organi a disposizione per i trapianti sono insufficienti, occorre spingere sulle donazioni, ma non soltanto su quelle. Non ci saranno mai organi sufficienti per tutti i pazienti in lista di attesa, dobbiamo trovare altre modalità per curare i nostri pazienti, le terapie cellulari, la medicina rigenerativa. In questo la Fondazione Rimed con i suoi ricercatori, ma anche i ricercatori di Ismet, potranno giocare un ruolo fondamentale in futuro. Un'esperienza quella di Ismet che inverte anche i viaggi della speranza, con il 10% dei pazienti provenienti da altre regioni italiane per eseguire un trapianto e il 5% proveniente addirittura da altre nazioni. Ismet è così diventato ormai centro di riferimento nazionale ed internazionale per i trapianti. In Sicilia sono più che raddoppiate nell'ultimo anno le morti bianche, eppure le sanzioni per chi non rispetta le regole sulla sicurezza sono sempre più elevate. Per Imprese Italia occorrerebbe un cambio di passo con incentivi fiscali per le imprese che aiutino a fare del piano sicurezza non un costo ma un valore fondamentale. Il servizio. Sono sempre più elevate le sanzioni in Italia per le imprese che disattendono le normative sulla sicurezza, eppure non sembra sufficiente a limitare in particolare le morti bianche o gli infortuni sul lavoro in genere. In Sicilia il dato allarmante è quello che riguarda il settore costruzioni, con un numero di morti più che raddoppiati in un anno, 5 nel 2022 e 12 nei primi 10 mesi del 2023. Per l'Associazione Imprese d'Italia serve un incentivo fiscale per coprire i costi e per fare assurgere la sicurezza da mero obbligo a valore essenziale. Un cambio legislativo, non soltanto deterrenza, vigilanza, controlli e sanzioni che comunque sono necessarie, ma un aiuto concreto. La realtà anche in Sicilia conferma che tanto più si riduce la dimensione aziendale, tanto più la sicurezza è concepita solo come un costo. Pensarla invece come investimento farebbe parte di un cambio di passo in mentalità importanti. Un'azienda che lavora in sicurezza è una impresa, un'azienda organizzata e che non rischia di incorrere in tutte quelle problematiche spesso drammatiche che possono derivare da un infortunio sul lavoro. L'utilizzo della leva fiscale proposta da Imprese d'Italia, ad esempio, potrebbe comprendere speciali deduzioni, crediti fiscali o una riduzione dell'IVA sugli acquisti o una aliquota fiscale più bassa sulla porzione di reddito che si può ricondurre all'incremento della redditività come conseguenza di minori infortuni subiti. La richiesta di base è comunque quella di avviare un tavolo di discussione e di approfondimento sulla migliore modalità per le aziende di investire in sicurezza. Adesso la musica, perché l'attrice e cantautrice Clara, dopo il successo di Mare Fuori, il successo altrettanto entusiasmante dopo il Festival di Sanremo, presenta il suo primo album che si intitola appunto Primo. Catania grande accoglienza da parte dei fan, tra una foto e un firmacopia. È andata per noi Simona Mazzone.
brava, bella e talentuosa. Lei è Clara Soccini, o semplicemente Clara, reduce da una serie di successi tra televisione con Mare Fuori e Palco di Sanremo nell'edizione appena conclusasi. A dicembre, dopo alcuni inediti e collaborazioni nel panorama musicale, vince Sanremo Giovani e adesso pubblica il suo primo, di nome e di fatto, album. A Catania ha incontrato i tantissimi fan tra una foto e un firmacopie. Sono molto felice di essere qui durante il mio in-store tour, è il mio primo in-store tour del primo album, quindi c'è tanta emozione. Ora questa è l'ultima tappa, devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Nella serie TV del momento, Mare Fuori è arrivata nella terza stagione, dove interpreta Giulia, o Crazy J, controverso personaggio appassionato di musica trap che frequenta ambienti poco raccomandabili. Da Mare Fuori a Sanremo, cos'è meglio, recitare o cantare sul palco? La musica mi ha portato a Mare Fuori perché avevo la fortuna che tra i miei pochi ascoltatori delle mie canzoni che erano già uscite ci fosse il regista di Mare Fuori, quindi è sempre tutto collegato alla musica, che è la mia passione di sempre, però devo dire che recitare è stata una bellissima esperienza. E poi il successo di Sanremo con un testo impegnativo, diamanti grezzi, che invita ad accettare le proprie insicurezze. Sì, l'essere se stessi secondo me è un po' quello che dovremmo fare tutti, accettarci, però ovviamente è molto difficile, a dirsi è molto più semplice, però è figo anche essere dei diamanti grezzi. Complimenti a Clara, tra un po' la pagina del calcio giocato, ma prima però sentiamo l'umore dei tifosi rossoazzurri all'indomani dell'ennesima occasione mancata dalla Catania di Lucarelli, che ha pareggiato in casa contro un modesto Monterosi. È andata per noi Eva Spampinato. Mangia! Vuole una bischizza! Buono, come Catania, buone. Secondo lei oggi di cosa parliamo? Del Catania, no? Sì, è giocato benissimo il Catania, siamo grandi. Io sono soddisfatto di questa prestazione che fa. C'è ironia nell'aria, è l'unica arma rimasta? E solo questa ci è rimasta. Grazie a Lucarelli e a questa bella squadra che abbiamo, disgraziati di noi che ci siamo. Vergogna. Ora svegliatevi! Dall'esaltazione alla delusione? Una delusione veramente, però non lo so, il presidente è buono, la squadra c'è, non c'è gioco. Oggi c'è nervosismo. Sì, forse solo oggi. Ma ormai ci siamo abituati comunque, non è che fa una partita buona a Catania e 5 tinte. Secondo me se ne anneggiare l'allenatore. Ha perso mai il controllo della squadra, non ha schemi, non ha niente, non ha soluzioni e cerca sempre giustificazioni. Chi tu era dicendo? Chi stai cantando ancora di chi l'allenatore? Ora svegliatevi! Sono stato attento per vedere sceniamo. Io ci stanno giocando. Forse per il Catania ci vorrebbe un bel urlo, anzi una vociata tipica catanese come la tua. Ora svegliatevi! Ci rifaremo, io ci credo. Sempre forza Catania. Sempre coloriti i tifosi del Catania, ci fermiamo, una piccola pausa e poi vediamo e vedremo questa partita del Catania. Ora bentrovati, nella seconda parte del nostro giornale parliamo di calcio. Il Catania prosegue la sua marcia a singhiozzo, brillante almeno per i risultati in Coppa Italia, spesso inguardabile in campionato. È successo anche ieri, scialbo pareggio interno con il Monterosi, i rossoazzurri adesso sono 15esimi in classifica e si chiamano a sé persino la contestazione dei tifosi. Marco Carli. Terzultimo attacco del campionato e in graduatoria ultimo posto utile per evitare i play-out che restano lontani 6 punti grazie al pareggio del Taranto in casa della Turris che era andata in vantaggio. Numeri, ma non sono solo quelli a condannare il Catania dopo il pari interno in rimonta con il Monterosi penultimo in classifica. Sterilità offensiva, difficoltà a creare gioco e in generale poca grinta. Lucarelli la vede così. Purtroppo non siamo riusciti a ricaricarci nessuno dopo la partita di mercoledì. Abbiamo portato le scorie della fatica e anche sotto certi versi della
della vittoria. La partita è avara di emozioni, ma il demerito è del Catania. Dopo il successo in Coppa ci si aspettava altro. Ho provato a riconfermare in blocco il gruppo di mercoledì, salvo dove avevamo giocatori infortunati, però purtroppo col senno di poi sarebbe stato meglio cambiarne 10 e giocare con giocatori riposati. Il Monterosi va in vantaggio nel primo tempo grazie a Rossi su cross di Usepi. Il Catania non reagisce, Lucarelli prova a cambiare uomini e sistema di gioco, passa la difesa a 3, ma il primo tiro in porta della partita arriva dopo 80 minuti con Costantino. Il secondo, quello di Contec, su sponda di Curado, vale l'1-1, ma non placa l'ira e la delusione dei tifosi a fine partita. Caso di guardarsi le spalle adesso? No, ora io non direi così, non sarei così pessimista, io non ero così, diciamo, euforico dopo la partita con Rimini, non sono nemmeno pessimista, ripeto, è la partita che purtroppo ci aspettavamo che è stata e ce l'aspettavamo. Tutt'altra aria invece in casa Messina, che con la vittoria di Brindisi si avvicina alla salvezza diretta ed è tornato in corsa per la qualificazione ai play-off. Dopodomani, nel turno infrasettimanale, la squadra di Modica riceverà al Franco Scoglio il Crotone. Sergio Colosi. Salvezza blindata e speranze di play-off sono i due temi ricorrenti nell'analisi della gara vinta a Brindisi. L'entusiasmo e la qualità del Messina hanno prevalso sulla disperazione dei pugliesi, come evidenziato dal capitano Nino Ragusa. Sicuramente non era una partita facile, perché quando giochi contro l'ultima in classifica ci può essere sempre la trappola dietro l'angolo. Siamo stati bravi noi a partire subito forte, a interpretarla bene. Credo che la squadra si sia comportata benissimo oggi, eravamo messi bene in campo, abbiamo rischiato veramente poco. Questa unità ha fatto sì che arrivasse una vittoria comunque abbastanza netta. La salvezza matematica è dietro l'angolo, poi spazio al sogno dei play-off. Per sentirsi liberi mentalmente mancano ancora 2-3 punti, poi dopo possiamo vedere se riusciamo a liberarci mentalmente, anche perché io, come tutti i miei compagni, non dimenticheremo mai il periodo negativo che abbiamo avuto, tutte le critiche che ci sono state, quindi come era giusto che sia. Credo che in questo momento dobbiamo goderci la vittoria, goderci quello che è questo periodo. Se la classifica dirà e il calendario dirà che possiamo pensare ad altro, lo faremo. Messina ha già proiettato al prossimo impegno. Mercoledì al Franco Scoglio c'è il Crotone, ferito dalla rimonta del Giuliano. E vi ricordiamo stasera alle 20:45 su Telecolor ci sarà, come di consueto, Corner per approfondire tutti i temi del campionato e la situazione delle siciliane. Quindi appuntamento su Telecolor alle 20:45. Questa è l'ultima notizia e il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.